Io sono un componente del Consiglio Pastorale di Ponso, gruppo che ha formato questi giochi delle contrade 7 anni fa. Ci siamo trovati in una riunione e abbiamo pensato che per il nostro centro parrocchiale c'era la possibilità di fare questi giochi, anche perché abbiamo gli spazi adatti con campo sportivo, e qui abbiamo sondaggiato un po' per il paese e abbiamo accumulato tutti i pareri delle varie contrade. Abbiamo suddiviso il paese in 5 contrade. Siamo partiti con tanta volontà anche da parte di tutti i contradaioli e abbiamo avuto un buon successo il primo anno, e negli anni successivi abbiamo sempre incrementato questo nostro gioco, che si è sviluppato, che anche altre contrade volevano partecipare, però essendo giochi del centro parrocchiale comprende solo la parrocchia, non comprende tutto il paese, ma in futuro ci potrà essere anche questa possibilità, ecco. Adesso è diventato praticamente un'aggregazione di tutto il paese, perché ci sono delle contrade con oltre 50 partecipanti, quindi coinvolge qualche 150-200 persone. E niente, adesso questa sera siamo alla 7ª edizione, speriamo che il tempo tenga un po', e abbiamo questa sera e anche domani sera. Adesso partiamo con la sfilata davanti al comune, qui dalla piazza del comune di Ponso. Facciamo il tragitto, andiamo tutti in campo sportivo, lì verrà fatte le presentazioni delle contrade con il discorso delle autorità, e poi inizieranno i giochi che sono per ragazzi, anzi bambini piccolini fino ai 8-9 anni, e poi iniziano i bambini più grandi e adulti. È un miscuglio, insomma, tutti giochi anche antichi che si facevano una volta. Questi riscuotono un grosso successo, tipo la rottura della pignata, che si faceva anche una volta. Gli altri anni, quest'anno abbiamo sospeso un po', facevamo il destregolo a pagnocche, che praticamente si prendeva delle pagnocche di mais, e così, insomma, ecco, si riusciva a fare queste serie di giochi dopo per i bambini semplici, però insomma alla fine di tutti questi giochi ci sarà una cena fra 10 giorni, dove coinvolge tutto il paese, lì saremo in parecchi, e così chiudiamo, diciamo così, anche tutta l'estate delle varie iniziative che prendiamo, e ci diamo appuntamento per l'anno prossimo. Speriamo che vada tutto bene, come sempre, insomma, ecco, questo è il nostro pensiero, insomma.